Non nego una certa emozione a ritrovarmi qui dopo dal 98, insomma. Però qui siamo nati, qui dobbiamo rinascere. In prima istanza voglio portarvi i saluti del Presidente della Regione Rossi, il quale manda anche un messaggio a noi dell'Italia dei Valori. Noi in Toscana siamo in coalizione, governiamo dal 2010, il Presidente non ha nulla da dire sui nostri comportamenti, sul nostro essere corretti nella gestione del governo della Toscana, pur con le nostre puntigliose criticità, pur facendo appunti e portando avanti le nostre istanze, ma sempre nella correttezza e nella consapevolezza di essere in maggioranza e di essere a governare. Perciò è proprio con orgoglio che direi e chiedo a tutti voi, con umiltà, di ricominciare, di ripartire. Permettetemi questo pizzico di narcisismo, ma nel senso politico di essere, di appartenere fino ad oggi all'Italia dei Valori, di essere a governare questa regione. Prendiamo come esempio questa regione per ripartire e rilanciare a livello nazionale l'Italia dei Valori e che possa ritornare quella che era quando siamo stati eletti in Toscana con il 10%. Dobbiamo mettercela tutta, impegnarci in maniera che tutti dobbiamo essere soldati, tutti dobbiamo portare la nostra carretta e il nostro mattoncino, altrimenti sarà troppo dura. E ora una questione personale, vorrei dire. È bello rinascere, è bello ricominciare, è bello riprendere l'entusiasmo per ritornare interpreti e partecipi attivi sulla scena politica italiana, ma io avrei gradito rivedere Antonio Di Pietro lì nel nostro simbolo.